Vai. 21, 22 e 23 novembre a Favara Italy Wedding Film, la tua partecipazione. La mia partecipazione è stata voluta, la persona che mi ha coinvolto è stato appunto Giuseppe e devo dire che mi ha coinvolto subito col suo entusiasmo e mi ha raccontato di questa realtà dei videografi sia della zona, quindi regionali, ma anche proprio dei videografi a livello nazionale, perché poi è un festival nazionale appunto, ed è stato molto bello condividere con delle persone che fanno un lavoro simile a quello che faccio io, condividere modi di girare, modi di pensare, modi di ragionare, e quello che è stato fondamentalmente il mio apporto è portare l'approccio cinematografico a quello della videografia, che hanno in realtà molte similitudini, e soprattutto il cinema, che ora sta cambiando, sta diventando anche molto più un cinema che osserva il reale, si avvicina molto di più a quella che è la videografia adesso. Questo meraviglioso viaggio di Italy Wedding Film è iniziato con una serie di podcast molto interessanti che chiaramente non si concluderanno con la fine del festival, che culminerà proprio domenica con la premiazione dei lavori che sono pervenuti, sono numerosissimi e pervenuti. Inoltre sono in pieno svolgimento anche i workshop con i blasonati del settore, insomma gente che ha vinto Davide di Donatello, eccetera, eccetera, eccetera. Questi podcast molto interessanti continueranno anche durante l'anno in diverse parti d'Italia e saranno un modo come per avvicinare anche i non addetti ai lavori a questo fantastico mondo che è quello dei videomaker. Ovviamente vi aspettiamo domenica per il Gran Galà, io presenterò insieme al giornalista Salvatore Fazio e poi ci saranno non soltanto le premiazioni ma anche degli ospiti d'eccezione quale Cacioppo e anche Lellona Alfino. Vi aspettiamo al Pala Congressi.